Auspician a Le Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe, Agroveterinaria Le Vaque. Acompañan la transmisión FM 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Chao, chao, ¿cómo estés? Bienvenido a la nueva programación de Ale para la programación de la familia portuguesa. Adolfo Barale, Gambalú, Gallina Freire, Córdoba, la Argentina. En calcula programación 148. ¿Cómo te está, Paulín? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo va tutta nostra cara audienza? Che casunda sì, da esta parte leva e anche a casunda l'altra parte del Bachas, come andaste il programma numero 148 en auta vota qui che numa belesia batte tacun. Proprio parai, la fare a lei, venga a ciacciarem, pompi e montei tutte le domeniche che tan bin a fa il cœur proprio, né? Per vitera lenga nanti, parece, come dite, parai sciolto a parlare il piemontese. Bien parai. En che numa ciacciarem pot na fare, belesia luma vis, ma qualcosa, luma lesu, ma qualcosa, cada passà, e all'encura il Dylan Gay, la gente l'Italia, cada la Italia, la triste historia, digamos así, de lo que fue la Italia de la guerra, la Italia de la guerra con los que participaban en la guerra. En este caso vamos a hablar de los Bersaglieri. ¿Quién eran los Bersaglieri? Chi cayeron i Bersaglieri, Paulín? Sempre sputavano in Guinea, una parola, una divisione dall'esercito che l'hanno sempre sputata in Guinea, però stavolta, come dice Sti, l'hanno entrato un po' in grinta per sapere cosa sono. L'hanno ficcato un po' il dì, l'hanno grattato un po' lì a vedere cosa cayeron per portare alla gente, poi, e la fare l'era come diciamo sempre, cercare qualcosa per ciacciare un po' in piemontese. I bersaglieri sono ancora una parte dall'esercito italiano, è un corpo ben importante, è elite come si dice, dalla alta diciamo. Calan Stai nació creato nel 1836 il 17 giugno per il generale Alessandro La Marmora. L'hanno stai creato come una infanteria, come si dice in Castiglia, fanteria leggera ed alta mobilità, l'est, Cabuso l'est. Pare che sarebbe come i piemontesi bugianenga, ti abbugiavo prima. Ma giusto i piemontesi bugianenga si chiama per per testur. Per. As recognus allora per suoi capelli che portano in testa come piume da urogaggio. Un po' come il cappello alpin che ha una piuma dell'aquila, nera e fina, lunga. Questa sì è una piuma ben grossa, una cosa ben... Uruguayo, proprio una cosa... La traduzione in piemontese patruale, pare che pique ciamela in Castiglia. Sonom adis calé che significa calé un tiradur certero, un tiradur che da prima proprio, calé un buon tiradur, que lì il requisito più essenziale che aveva il Bersaglieri. La più manera, come dicevo, ma Pirur, è disca venda da una bestia che se mia squadra un fasan, un faisan, que es la familia de galines, las gallináceas, como decimos acá, Así que la pluma negra bien abultada que cae así del sombrero es de un pluma urogallo, un animal, un ave, digamos así, del ave de las gallináceas, de la rama de las gallináceas que llevan los bersaglieri, que se distinguen por ser excelentes tiradores o tiradores de primera, como dice su palabra, digamos, el significado. Per essere bersaglieri venta sapere a tirare, Sí. Mentre che bites lei, bites la bala. Proprio para.
Alan Staita fight e crea, diciamo, per i bersaglieri per serve all'esercito piemontese e nel tempo en che alla fase l'esercito real italiano, l'esercito real italiano, Paoli. Pare che Alan vintrà subito in 30 lucalera a battere, al combattere, diciamo, pare, né? Sue caratteristiche che l'hanno avuto, era che si spostava dalla mira all'auta normalmente in bicicletta. Nel trascorso della campagna ed Africa all'ancora dovrà in moto. Guardati, pare che, insomma, cammina parlo dal 1900 e passa al Sì, 1000, tanti anni andare. eh? La situazione economica, il regno da Cerdeña la via pas tante soldi e podia pas desse lusso e mantenere una cavalleria numerosa, con grossa quantità di cavalli. Per l'on che l'hanno fatto che il corpo sì da fanteria lesta. Infantería rápida Sì, sería, ¿eh? Aparte de ser buenos tiradores, se movían rápido, digamos así, ¿eh? aereo lesta. Era Per un... tutto lo che si faceva per terra, perché la infanteria, la fanteria, come dicono la piemontese, è per tutto il lavoro che fa l'esercito, ma per terra. terrestre, Sì, digamos así, ¿eh? sì. Una cosa para ahí. Tutte le formazioni, sì, di una parete de combat, e fazia pa da manca tanta gente a comandeixa, poco e niente fazia da manca e il controllo di Zuma Parei era diretto. Dava la ordine e va pure Senza tante storie. senza tante storie e senza pa tanta gente che comandeixa tutta la fare sì. Como decimos así, no hay in Castilla, pocos caciques y muchos indios. Va Proprio tanti a per comandare sì. e tanti a fare combate, a de battaglia. Sì, perché dicevo che attiravo, diciamo, parai in forma individuale, era pas una cosa che andagivo la ordine e tu attiravo, no, su si attiravo quando faceva da manco, e un affare che era diverso, diciamo, parai all'esercito tradizionale, diciamo, parai, all'era che portava 60 carie, 60 cartuchos, che l'esercito normal portava 40, cortesia portava 60. La 20, io per munizione. 20 carie pia la via. Dice che la prima volta che la sa la prima volta che l'hanno sortito al pubblico, la stai in sfile, una portata mia che dice il piemontese da là, una portata militare, il primo è lui da 1836. Así que de 1836 salieron en el primer desfile, digamos, y se mostraron a la gente. Sì, Alan marcià, Alan fase veie per gli strada, per le calles de Turín. Eso sí, proprio la sa sta impressionà al re Carlos Alberto, che l'ha subito giuntato a essere parte dall'esercito regolare del Piemonte. Del Piemonte. Perché il pas che ha in Bersaglieri, mentre che diciamo parai di altri eserciti quando fanno il pas che fa è una marcia diciamo parai che sì quasi che a curo, né? Avanti una velocità che è il doppio dall'esercito, lui è una caratteristica diversa all'esercito, all'infanteria per terra que es tutta un'altra cosa, mientras los otros van con paso marchando, marcando el paso, como se dice acá normalmente, ellos van casi corriendo, desfilando. Un affare che Come dicevo, vivevo una volta a Bugio il Gatte. Buio il quarto proprio per A Sdanda Fe. Sì. Il corpo da tutti i bersaglieri alla Carsù in forma straordinaria e bin lesta che per 1952, diciamo parei, aveva già 10 battaglioni e combatti con 4 compagnie. Parei Compagnie per battaglione. per battaglione. Pare che havia una bella quantità, diciamo, parei, da integrante, diciamo, parei. Sì. Es vei che era una cosa che la gente piaceva per la forma d'avesse, perché
la gente se incorporaba porque era un cuerpo, como dijimos al principio, de élite, y la gente los motivava para entrar. Es vero che ero proprio picche efficiente. Sì, sì, sì. Picche efficiente. Mentre che a passare la storia di Numa Parai e andai avanti la storia, i versalieri Alan staita in tantissime battaglie tanto importanti per tutto il calè di Numa Parai la guerra sia interna come fuori dall'Italia. Anduma nominè che i due Dai, il più importante, la battaglia di Goito da 1848, sia dase entre la prima guerra e l'indipendenza italiana e Alain Ruissà battaglia contro l'esercito austriaco. con io austriaco, guardati. Dopo un'altra che era stata importante, la battaglia di San Martino. Sarà San Martino Barge, sarà? Va a sapere, da 1859. È la seconda guerra dell'indipendenza italiana. Ah, pare che La seconda guerra dell'indipendencia italiana. Para que Alan participaron, digamos así, de todo lo que fueron las guerras internas para la independencia de Italia. La verdad que importantes, ¿no? La battaglia di San Martino alla data la regione di Lombardia. Ah, La regione di Lombardia. una bella región proprio. Un'altra battaglia importante, la battaglia di Custosa, entre il 1866. Questa sia la stata la terza guerra dell'indipendenza italiana. E Alain Glutà, Alain Ruissà, battaglia contro gli austriaci, torna un'altra volta. Sta fermo austriaco che sento per morire, e c'è una moglie che piangerò per me. E la battaglia si chiama Custosa e alla stata Aranda di Verona. Aranda di Verona. Custosa se sono pas sbagliato è un fiume, È un fiume. È un fiume. L'idea che sì. E la prima guerra al quale hanno partecipato, diciamo, in la battaglia di Sonso, dal 15 al 17. Pare che è stata 2 anni di battaglia e hanno partecipato nella battaglia di Sonso e con hanno stata nel 17 nella battaglia di Caporetto. Entre il 17. Nel 17. Pare che hanno che risavo per l'indipendenza d'Italia che era proprio un affare che ma in Caporetto a Pandaia tambien all'esercito dei Bersaglieri. I Bersaglieri hanno scappato e dice che una parte che, come dicevi prima, Paolín, la infantería, la ciclística de Numa Parai, que andaban allí en bicicleta, los que iban en bicicleta, se trasladaban en bicicleta, esos fueron los que le cubrieron la retaguardia mientras se estaban, digamos así, retirando, ¿no? Però Belesinca battaglia sia l'hanno avuto tanti morti, 32.000 e 50.000 feriti. Sì, da tutto che è stata in tutta la battaglia, la quantità di battaglie che sono state sì, da 210.000 bersaglieri que cayeron alistados, diciamo, para enrolados, como se decían acá, de 210.000, Alan mort 32.000 e Alan stai feriti 50.000. Parai che stanta e passa 1000. 82.000, sai? Sì, 82.000. Da 210 arriva pa alla metà, Sì, però sì. va pa tan distante. As dis che un che era proprio nel frente combate da tutto che era l'affare dei bersaglieri, l'era ben conosciuta la storia di Numa Parai dall'Italia, che era stata Benito Mussolini. A Benito Mussolini era costato in l'esercito. La storia conta que era, hacía parte también del ejército de los Bersaglieri. Dice que la stata ferita en una battaglia, tutta una storia che racconta la storia. La storia è bella, fa piacere con te. Sì. Dice che nel trascorso della prima guerra i Bersaglieri l'avevano 12 reggimenti, con un quartier per reggimento e 3 battaglioni seria per quartel, Sì. proprio parai. E
per battaglione aveva il battaglione dai ciclisti. I ciclisti. I battaglioni, la infanteria aveva 3 compagnie con 250 uomini, mentre che il battaglione di ciclista aveva 3 compagnie con 150 uomini per battaglione. Para che era tutta una fare che la via più gente la via, eh? Sì, il ciclista 150 per battaglione e gli altri compagnie che andavano, insomma, l'infanteria che andava da P Sì. l'aveva 250. 250. A Dis racconta un po' la storia che, diciamo, per il battaglione ciclista, il battaglione che si trasladava in bicicletta, Paulín, alla via sua propria sessione metralla, la mitraglia, sulla riva bianca, la riva nera, La mitraglia sarebbe la la metralladora, metralladora. Fa con una mitraglia, due mitraglie portavano la bicicletta. E era una bicicletta che ero fatta proprio per tutta quella fare sì che da sia a un programma dove lui mi ha già preparato qualcosa, non mi conté un po' la storia della bicicletta che faceva che il lavoro sì. Sì. Perché era pas una bicicletta Era una bicicletta un po' fatta apposta apposta per i tutto sì, soldati. Sì, per i soldati. per i soldati. I battaglioni, insomma, parai, los battaglioni che facevano la guerra entre il nord dell'Italia, aereo-aire, in tutta la regione del Piemonte, la parte del nord, insomma, parai, dell'Italia, ahí era il battaglione, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, il 8, il 9, il 12. Parai que era 2, 4, 8 batallones de bersaglieri que peleaban en el frente norte, digamos así, de Italia. Chi battaglione lì ha combattuto anche al nord dell'Italia. Desde el norte de Italia. Ayutthaya al regimiento de Alpín, trabajaban también junto con el regimiento de Alpino, que per lì come che ha portato pas tan ben d'accordo. Sì, eravamo sì un po' che da un principio era una cosa e dopo un'ultima... Estaba medio como celoso, digamos así que también se trajo ahí una controversia entre los alpinos y los bersaglieri, Sì. Anche lì un patán. No, da un principio era una cosa e dopo con il passo del tempo... El car era il piemontese, ma italiano, ma dopo Roma. Dopo Entre il centro di Roma Parei, pochi, era il battaglione l'11, il 2, il battaglione il numero 1, e entre il sud, in tutto lo che è la Sardegna per lì, era más que el batallón número 3. Así que la mayoría de los batallones, los bersaglieri, estaban en el frente norte, en el centro de Italia, 3 batallones, y en todo lo que es el sur y la parte de Cerdeña, un solo batallón que era el número 10. O 500 propio. Sì. Es verdad que, claro, la mayoría, digamos así, de los invasores, digamos así, los países limítrofes están del lado norte de Italia, Entravo da capar lì. Entravo per terra perché l'infanteria lavora Sì. per terra. Non che ventava essere rinforzati nel nord. Anche al nord, proprio per ahí. Giusto che parliamo dei bersaglieri, Paulín, hay una hermosa canción bien conocida que a veces nos toca el corazón, ¿no? Perché in tutte le cantava. Has cantaba. Se usaba a veces también como canción de cuna, como decimos siempre, esas canciones que pasó con el tiempo para que las madres hicieran dormir a los chicos, como tantas canciones de cuna y todo eso. E dopo quando faceva festa e ero già un po' con il back abbastanza cauto, insomma, per lei, cantava con, Proprio perché è una volta che la gente che canta in piemontese la canta pa. No, sicuramente sabían a cantar piemontese non cantare. Venta cantare. Per forza. Per forza. Per forza. E stavolta la manda una bien conocida per niente, per nosotros los de Freire, bien conocida, la que lo interpreta, de acá, de la localidad de Porteña, bien conocida, che suona la figlia che è proprio una maraviglia. E la bus, per carità di Neanche Dio. che parlete, allora che Pedro dica è una misa della casa. La misa attacca. E lui portare la programmazione delle parai la fare, fa da tanto tempo, e taria che portai su turno. Torna un'altra volta. E stavolta torna sì
Abate el tacún, semaniaite. Así que bueno, vamos a escuchar una hermosa canción que habla de los Bersaglieri, vestidos de Bersaglieri, de la mano de Gabriela Perusia. Vámonos más. Qué maravilla, qué Una bella maravilla, canzone. Ciao, ciao, Moretina, bella ciao. Ti mandaré un retrato vestito di Bersaglieri, vestito di lana oscura. Ma svei che la canzone era dai tempi una volta e chiara le sicur che Marietta va a aspettarlo quando viene a volta. Pure va a te. E in che tempi sì che curo Sì. l'affare sarebbe diverso. La lettera della canzone sarebbe tutta diversa. Sarebbe diverso. Sarebbe Sai diversa. pa se Marietta aspettaria. No, pure ti aspetto qua. Ti aspetto neanche aspetti Snessinga, guarda, se van a aspettare su Amuro. L'han cambiato i tempi. Así que bueno, le hacemos un gran saludo a toda la gente de Porteña y especialmente a Gabriela Perugia que nos acompañó con esta canción. Así que bueno, les mandamos un saludo grande para todos. Anche coi fumo arrivei saluta la gente del sud. Sì. La gente di Varese, Colonia Los Palmera, tutta la gente del sud, insomma, Freire, un grosso saluto per loro. A dis che per ogni battaglione, per cada battaglione, all'avvio il sun proprio è loro. Il tocche di cornetta, come diciamo noi, Guardati. il sun della cornetta. Il suono della cornetta, per te, diciamo, per la urdine, o per ciamea la urdine. Per ciamea la urdine, la cornetta, proprio una parola che era pesca, la ascoltavo di una volta quando arrivava un'automobile alla corte in casa, alla tocca cornetta. Cioè, Per dici pare. dire che la via tocca bocina, Sì. come diciamo in Castiglia, alla tocca cornetta. E che il sun sì, alla via 3-4 sun, il primo faceva nomina al battaglione. Dopo ti aggiuntava sun che chiamava una compagnia. L'Inca compagnia sabia secondo il sun. E naut che diceva andò alla via d'andè, per andò alla via da Pielandi, che lì sarebbe il terzo sun, e in era ancora un quarto que decían la forma que la vio de Marché. Así que las órdenes en la mayoría se daba con el sonido, digamos así, con la corneta, que se podían tocar hasta 4 sonidos juntos que te daban el batallón, la compañía, el batallón, hacia dónde tenían que marchar y cómo tenían que marchar.
Así que la verdad que es todo increíble, digamos así, ¿eh? Proprio il prim sun chiamava il battaglione, il secondo è la compagnia andrinta del Perché in battaglione. quel tempo lì era pal megafono come ora, che piantava un braio perché ascoltai su te. Ma Pare erano che clave, insomma, il sì, terzo, due l'avevano andare e il quarto in la forma che l'avevano la andare. vida donde, guardati. E già tutto lo che era entrato, insomma, a la parte della seconda guerra mondiale, e tutti i bersaglieri che l'hanno attaccato, insomma, a partecipare del corpo dei bersaglieri, che erano 12 reggimenti, disca tutto che era il grosso della gente e tutto che era la resistenza che aveva per supervivencia, per vivere, disca era superior a i soldati normali, diciamo parai, Así que todo lo que era en tamaño y en resistencia, digamos así, eran superiores, muy, muy superiores a lo que era un soldado del ejército normal, Dice che condizione lì, amnesia, forza che ero alienato, entrenato, entrenado, propiamente, fin propiamente. bien alienato. Sí, es que todo que era el entrenamiento físico, dice que era extremadamente intenso, muy, muy grande el entrenamiento e diciamo, parai da Luca Laviu, da ese come principal, diciamo, parai come principal opción era ser excelente tirador. Come lo disso non, O sea, perché dice che bersagliere tirador certero. anche il significato Sí, sí, sí. Dice que en la guerra co alla crease el regimiento número 17 dai bersaglieri con 3 battaglioni, ma dice che un sul alla vintra in combate. Pare che gli altri due all'Anestaglia. erano stati di riserva, diciamo, pare. Se l'hanno paura in tre. No, Come l'ho già detto, beh, sì, sono già arrivati alla seconda guerra. cioè, Duma di due battaglie importanti della seconda guerra. Una è stata la campagna d'Africa del Nord tra 1943 e 1945 e un'altra che da secondo il medesimo momento, dal 43 al 45, alla stata la campagna della liberazione dell'Italia, ma ve le sia l'hanno russata, l'hanno battagliato contro i tedeschi, gli contro los almani, alemanes, contra contro los gli almani. alemanes. Sì. Guardati, entre il Medellin 2 anni, insomma, parai, In i medesimi anni era un cammino a Russia in due mire, Guardati. in Africa del Nord e nella medesima Italia. E iena di già che lui mi ha ascoltato tante volte, avanti Bersaglieri che la vittoria è nostra, avanti Bersaglieri, insomma, parai, La disuma Sì. è una cosa che attraversa il tempo. Quedó con el tiempo, como Allen, tantos refranes que quedaron así, Allen, Alena cosa vera? sì, sì, Allen Bryant guerra, dice. Allen Bryant, guarda, Allen guardati. Bryant guerra che sdasia perdet coraggio e fidanza. Oh, fate coraggio. Fate coraggio. Coraggio, ma con un Fate Bryant. coraggio. Dice che l'autor che l'ha inventato hai pa una definizione giusta. Ah, Che dice una roba, che dice un'altra cosa. ma va lo registré quando passo tir da una parte all'altra. Però as dice che appellesse Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Garibaldi. Sì. È un bel farinino che il Garibaldi lì, Sì, sì, sì. Garibaldi era all'estaita all'era francese Garibaldi, né? Sì, E dopo la staita, prima da l'Italia, alla staita Belesin l'Argentina, no? alla vivere sì. Alla Gratan poco Belesin Sì. l'Argentina. Dice che il Bray lì da sia eh, identità militare, con un messaggio che andasio guagnè, andasio trionfè, Guarda, andasio alla vittoria. alla vittoria. Garibaldi a disca la pastaita in Versailles propriamente dicho, come disuma para, ma se alla staita proprio un leader militare italiano che alla aiutato da una bella, bella e gran forma con i bersaglieri.
Allora stai proprio in K allora, eh? Sì, Dis che, o as dis, va, o veramente stiamo parei, è l'eroe dai due mondi, el héroe de los dos mundos se llama Garibaldi, sì. perché come dices te, la viveva sì in Argentina. Garibaldi, pum. Garibaldi, pum. Sì, E dice che quando la viveva sì in Argentina, a ispirava, a la maraia, come dice nostro amico sì. Elvi, con i gaucho. E Idasia, come dite, Idasia intende che la vida da pie sua libertà e il republicanismo. Así que, digamos así que tuvo un gran trabajo acá Garibaldi con todo lo que eran los gauchos para que los gauchos consigan su identidad y su republicanismo sería, ¿eh? Sì, sì. Una parola che la suerte me se pasa la suerte misma, pero Almeno me le in tenían l'Argentina como c'hanno que hacerse sentir, digamos así, honrados del país donde vivían, digamos sì, así, sì, ¿eh? pugnava, cisava Eh. perché i suoi fello lì. Ahí es una canción que sale a ver acá la muerte Garibaldi, 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 pum, Sì, sì, una e canción. ascantava, ascantava. Ma di era una canción dan can, sai pa dai pa ascoltare la Sì, sì, fine, no? adesso che faceva pa proprio nomina, No, nomina no, Garibaldi, a Giuseppe Garibaldi. sai pa se era una scherza la View Fight, una cosa ma era una cosa che Sì, registrare tanti anni fa. sì, sì, sì. Giuseppe Garibaldi la vivuto in Argentina come la GT da 1837 fino al 1840. Pare che un Molti design la anni. stai a Belesinta Argentina. E in quel momento che era Belesinta Argentina, che parlava insieme ai gaucho, come a Isuma noi, Cioè, che ci stava per l'uomo della libertà, e una cosa e l'altra, la stai prima della liberazione dell'Italia. antes de la liberación de Italia. Así que primero estuvo acá en la Argentina y después se fue a trabajar con los Bersaglieri allá para la liberación de Italia, digamos así, ¿eh? E alla PA part nella politica, insomma, Sì, sì. alla, Perché la staita tanto, tanto importante, come dici te, fue un personaje muy, muy importante dentro de la historia, por eso se le conoce como el de los dos mundos, ¿eh? dell'eroe, El héroe de los dos mundos. dell'eroe di tutti e due i mondi. Sí, proprio per As dis che all'infrentà Juan Manuel de Rosas, ¿eh? Ha trabajado encima, trabajaba con los unitarios y los federales se havia PA e parta i federali, sí, sí, sì. para que a la batalla, guarda, tutta una fare la storia dall'Argentina che l'uma Belesì alla Cotra Meirase fino all'Italia perché la medesima persona trabajaba Belesì di una parare, Belesì d'Argentina e trabajaba dopo a poco tempo mai di una parare la Sì, gente perché Italia. a parte vivere Velesint l'Argentina, costata l'Uruguay, Sì, mi idea che sua funda era sposarsi con una sì. brasiliana, Sì, chi ha lì a fare la guerra, ma mia. a vicino a Russia. No, 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 digamos así que una de las misiones, digamos así, de Garibaldi era, digamos, que se independizaran las naciones, digamos así, ¿eh? sì, sì, La, sì. las repúblicas, que se independicen las repúblicas. La idea era una idea grande. No, 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 la vela. Come sempre per arrivare a destin, in tempo una volta l'hanno arrivato sempre per mezzo della guerra. Per mezzo della guerra. As dis che talmente l'avia tanto appresi, tanto stim al gaucho argentino, che dis che Garibaldi arrivava a vestisse come tal, Guardati. as vestia da gaucho. O la Abraham Statka, la Beliu Batlu, le querían pegar y se vistió como gaucho para Vestudì, que lo comunizáis su pa. no, sai pa, lo lì vendria a cercare un po' di te, però dis che veramente, Así que se llegó a vestir como gaucho por el aprecio que le tenía sì, al gaucho argentino, digamos sì, así. sì, sì, Una bella, bella storia, Paulina, ¿eh? Garibaldi. Garibaldi, Garibaldi. Di Salieri, veramente l'avevo sempre sputata lì e l'avevo mai entrato proprio in quel Sì. terreno lì da E Formese. dopo la piuma che portavo, sapevo pa per cosa era la piuma lì, guardati come le deve fare. Neanche mi veramente sapevo pa cosa era un uruguayo. No, Lo sapevo pa. e ora l'umadilo e se insomma pa sicuro che era
precis, insomma, per nada. No, l'Ulisse, Lo che è precis all'ura. E l'ora, che torna andare via. Allora torna ad andarne via e piantela lì ciacciare perché sennò van tuchene via da sì. Come sempre l'ora passa. Ah, pasa. Parece que fue una programación más de Ale para y la Fare. La Fare, como le decimos siempre, chacharé en poche mujeres. Hoy hablamos un poco de los Versalieri, quiénes eran, dónde estaban, cómo estaban formados, qué hacían. Así que bueno, la Fare es chacharar y por ahí tirar unas palabras que quedan allá olvidadas en el recuerdo, en el cajón de los recuerdos, en el baúl del ricordi, insomma, Parece que da mio pa le tute, se sentuma la mano che viene. Come dice Stia, passare in auto, Sì. 248, Sì. 250 oramai, Hai su se non Madrid. da lì, si fa per la Cuba. Sì, proprio per Un'auto battuta a titta, come la T, e sarà fino alla domenica che viene, quando il numero torna sì, un'auto registrazione, un'auto programmazione, le farei la fare. Se sentuma la mano che viene. Ciao a te, buona domenica e buon principio del mare. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Essa Roma un po' osservare, Auspicia piazza nostra va. Ale Parei La Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe, Agroveterinaria Le Vaque. Acompañan la transmisión FM 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Essa Roma in compagnia, la suta ca. Tan salame un po' per tutte.